Crazy, dove siamo? Ma come dove siamo? Siamo venuti in Sicilia per il quale motivo? Per incontrare mia madre. Ma che sei? Un rimbambito! La 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 la. Oh, quindi zitto, zitto, zitto. Vieni. Un pranzetto speciale, dai. Iniziamo a cucinare. Prendiamo questo. Apriamo i fornelli. Oh, sta cucinando! Foxy! Andiamo a cucinare, dai, che si cucina! Ci siamo! Possiamo entrare in azione! Foxy! Foxy! Dove è andato? Dov'è? La. Ho sentito che mamma mia ti ha preparato un bel pranzetto! E tu? Io? Chi sei? Come io chi sono? Mamma mia ti ha preparato. Dov'è il pranzetto? Ma sei un buffo! Un puffo io? Ti sembra un. Ai! Ma questo è un parrucchino! No, non è un parrucchino, sono capelli! Capelli! Ho capito! Stanno facendo. Ma quelli che c'ha quel pozzo di Crazy! Non è che sei quello un pochino stupidotto, l'amico di Crazy il pazzo, mio figlio! Doveva essere una sorpresa! Da un mese che non vedo mia madre! Rovina sempre tutto quel dannato Foxy! Sì, giusto, esatto! Mi sembra che ti chiami No, Fox! bravo! Oh dai, Fox! Non ci posso credere! Ai, capelli! Aspetta un attimo! Crazy, dov'è Crazy? Ma che c'è là? Ma tu cosa ci fai qua? Mamma! Ti ho fatto una bella sorpresa, non sei contenta? posso credere! Amore Aia, mamma! Aia, Nazio, mamma! Mamma! Ma non ce la non è un parrucchino, la devi smettere! Sono capelli veri! Aspetta, poco fa c'era quello stupidello, quello con i capelli azzurri, Fox. Innanzitutto si chiama Foxy e poi sì, è il mio stupido amico che mi ha rovinato la sorpresa. Amore, Wow. pulito a casa. Rio, stai fermo, scusa, mamma, ho preso Rio. Rio. Wow, mamma! È bellissimo come hai addobbato! Mamma, grazie, ma non mi ricordavo che fossi così accogliente! Se puoi preparare un caffettino! A proposito, non ti sembra che a te è strano che mia madre sia così accogliente oggi? Non è mai stata così accogliente. Sì, le misture Anche perché non l'ho mai conosciuta. Vabbè, dai, sarà successo qualcosa. Verità, vorrei dirvi una cosetta, una cosetta piccola. Che cosa? Vabbè. Il caffè, sai, il caffè per forza, il caffè che ci vuole portare. Vai. Ti andrebbe di pulire casa? Ma veramente? Non a te, non a me. Ma Foxy, come dovremmo pulire casa? Non voglio. Sono stanchissimo, non voglio più fare faccende di casa. Mai più. Questo lo sai perché? Perché tu sei uscito e... Ok, basta. Non ce la faccio più, devi riposare. Foxy. Crazy, ma quando è che glielo dici a tua madre? No, io ho paura. Se non ci lasciassi andare, Foxy, non posso. Foxy, forse c'è un modo per dirgli che ce ne dobbiamo andare per sempre da casa mia. Sì, esatto. Mamma mia, è pronta per andare in azione. Facciamo un finto biglietto. Che stanno facendo? Sì. Metti solo andata. Partire. No, tengo qua. Ma che stanno dicendo? Ma sono pazzi questi due. Mamma mia, ma non avevamo già pulito? Sì, però qua ancora, guarda che c'è un pochino di polvere. Sì. Sul bagno. Oh cavolo, stavo per coprirmi. Sono nervosa. Cosa tramano questi due? Cosa tramano? Ora
vado in camera, mi devono dire quello che stanno tramando. Tutte e due, non me la raccontano giusta, tutte e due. Sì, vado proprio in camera. Ora. Crazy, svegliati! Ma dico io, ti vuoi svegliare? Ah sì? Ora ti sveglio io. Ma qua non c'è nessuno. Ma dove sono? Ma dove è andato questo qua? Ho capito! Staranno giocando a nascondino questi due. Siete qui? Qua non c'è nessuno. Oh, forse qui? No, neanche qui. Ria, tu sola mi puoi aiutare? Dimmi dove sono quei due. Dimmi. Cosa? Dove? Qua sotto! Ma io non vedo nessuno qua sotto, Rio! Ma che dici? Qua sotto! Ma chi è questo qua? Ma questo dorme! Rio! Ma tu come facevi a sapere che erano qui sotto, Rio? E Crazy! Non lo sai? Non lo sai dov'è Crazy? Vabbè, lo saprà Foxy. Foxy! Mamma Med. Dimmi, dov'è Crazy? Voglio parlare subito con Crazy, subito! Non lo so, me ne torno a dormire. Controlla meglio in bagno, controllami. È addormentato. Ma questo che cos'è? Le informazioni del tuo volo. No, se n'è andata in America. Solo andata. 851,77 euro. Solo andata. Non è possibile. Crazy, dove sei? Crazy, dove sei? Ehi mamma, sono in America. L'America? Ma che stai dicendo l'America? Ma tu lo sai dove si trova l'America? No, non piangere, mamma. America, ma dove vieni subito, vieni, ti voglio qua. Ah, va bene, ok, sì, sono qua su. Cioè, me ne sto per andare. No, non me ne qua. Vieni su. Ancora allora no, non te ne sei andata in America. Sto arrivando, subito, vengo. Cosa va? Mamma, diciamo che ti devo dire una cosa. Purtroppo, sì, me ne vado. Forse non in America, ma me ne devo andare. No, dai, ti prego, non te ne Mamma, non fare. No, mamma, me ne devo andare. Mi dispiace, bambina, ti voglio bene. Ma è arrivato il momento di lasciarci. No, mamma, devo andarmene, ok? Mamma, mi dispiace, ti voglio bene. Un bacino. Ciao mamma, mi dispiace, è stato un piacere. Ai, brutta vita lo youtuber. Ciao mamma, ti voglio bene. Poverina ragazzi. Vabbè, almeno scoprirà che non me ne andrò in America, ma a vivere col mio amico Foxy. Andiamo in casa e diciamoglielo. Ah, sicuramente staranno piangendo. Non vedo l'ora che quei Foxy l'ho lasciato anche qua. Andiamo. Mamma, era lo scherzo. Mamma! Crazy, ti posso spiegare? È colpa sua, voleva festeggiare. Via! Sua. Sua. No, sua. Io me ne sono andato di casa. E voi cosa fate? Festeggiate? E comunque vado veramente a vivere da solo col mio amico Foxy. Andiamo. Razza di imprenato. Vieni qua. Ciao, me ne vado. Ci vediamo il prossimo mese, mamma. Ciao, mamma. Cosa? Se ne va? Con Fox? No, mi manca. Già mi mancano tutte e due. Veramente di più Crazy di più.